Eder. Mac. Pallister. Il rigor mortis è un processo naturale che si verifica dopo la morte, tipicamente entro 2-6 ore, a causa della mancanza di ATP, adenosina trifosfato, la principale fonte di energia per le cellule, che permette il rilascio dei muscoli dopo la contrazione. Senza ATP, i muscoli rimangono in uno stato di contrazione, risultando in rigidità. Ci sono poche circostanze in cui il rigor mortis potrebbe essere bloccato o ritardato senza lasciare traccia. Alcuni di questi includono: 1. Ambiente freddo. Le basse temperature possono rallentare il processo di decomposizione, inclusa la formazione del rigor mortis. Tuttavia, una volta che il corpo ritorna a una temperatura normale, il rigor mortis si presenta normalmente. 2. Mancanza di attività muscolare prima della morte. Un individuo che ha avuto poca o nessuna attività muscolare prima della morte potrebbe mostrare un rigor mortis ritardato o meno evidente, poiché ci sono meno accumuli di acido lattico nei muscoli, che accelerano la formazione del rigor mortis. Chiaramente un individuo che viene tenuto sequestrato soprattutto in un ambiente piccolo non ha la possibilità di muoversi e quindi non ha la possibilità di allenare i propri muscoli. 3. Alcuni tipi di droghe o veleni. Alcune sostanze possono influenzare l'insorgenza del rigor mortis, sebbene queste lascerebbero generalmente delle tracce nel corpo che potrebbero essere rilevate durante un'autopsia. 4. Manipolazione del corpo. In alcuni casi, il rigor mortis può essere interrotto attraverso la manipolazione fisica del corpo, come il massaggio dei muscoli. Tuttavia, questo deve essere fatto mentre il rigor mortis si sta ancora formando e può lasciare segni di manipolazione. È importante capire che questi fattori possono ritardare il rigor mortis, ma non lo bloccano in senso assoluto e per sempre. Il rigor mortis è un processo inevitabile dopo la morte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.